Veneto, incontro tra il Premier Conte e il Ministro Stefani, che al termine dichiara l'autonomia è ufficialmente incardinata. Abbiamo stabilito la roadmap sulle fasi finali. Zaia si sta scrivendo la storia. Mose, incontro positivo a Roma tra Zaia e Toninelli, che si rivedranno la settimana prossima con una rosa di nomi, tra cui si sceglierà quello del commissario straordinario. Lunedì prossimo alle 18 a Losanna il CIO deciderà la località che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. Cortina si prepara a seguire l'evento in diretta sui maxi schermi. Esplosione questa notte in una palazzina di 2 piani a Gorizia, il condominio crolla, i soccorritori estraggono dalle macerie i colpi senza vita di 3 persone, tra cui una veneziana. Morì di leucemia dopo aver rifiutato la chemio, condannati a 2 anni i genitori della 17enne di Bagnoli di Sopra. In aula la madre dice: rifarei tutto. Taglio del naso di un nuovo hotel a Mestre e 200 cittadini manifestano sfilando al grido: questa città non è un albergo. Carabinieri a Pederobba salvano 3 persone cadute nelle acque del Piave, sono degli eroi, vanno premiati, ci racconta la donna che ha vissuto l'incubo. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano le novità per quanto riguarda l'autonomia, perché ci sono stati dei passi importanti in avanti in queste ultime ore a Roma, ma partiamo dall'annuncio di ieri sera da parte del vice premier Matteo Salvini. L'autonomia arriva in Consiglio dei Ministri perché fa bene all'Italia. Ce lo dice spesso, però l'autonomia arriva al prossimo Consiglio dei Ministri, sono passati molti mesi, quindi c'è un problema di accordo politico. Diciamo che penso che adesso siano tutti più convinti rispetto a qualche tempo fa. Parte da qui la svolta sull'autonomia del Veneto, dichiarazione rilasciata ieri sera che ha rafforzato l'incontro di questa mattina del Ministro per le Autonomie Erika Stefani con il Premier Giuseppe Conte. Poco prima delle 13 il comunicato che sancisce come il tema sia incardinato verso il voto finale tra ministri prima che venga trasmesso alle Camere, sottolineando però che ci sarà un ulteriore passaggio nelle commissioni parlamentari. E questo se da un lato rafforza la serietà del percorso, dall'altro anticipa un ulteriore allungamento dei tempi. Comunque sia, per il governatore dei Veneti è comunque una gran bella notizia. Bella notizia è quella che ci dà il Ministro Stefani a seguito dell'incontro del Presidente del Consiglio Conte. Incardinare il provvedimento in Consiglio dei Ministri significa far uscire poi un testo del famoso accordo, dell'intesa, del contratto che si dovrà firmare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione del Veneto. Ma bisogna tenere la guardia alta, sottolineano molti parlamentari a Roma, perché se ufficialmente tutto procede senza scossoni, in realtà la partita dell'autonomia è all'interno di un continuo scambio all'interno della maggioranza. E non sarebbe un caso se ieri sera la situazione si è sbloccata quando la Lega ha annunciato che avrebbe ritirato l'emendamento sul passaggio delle competenze dei fondi per lo sviluppo dal Ministero per il Sud alle regioni, ovvero dal ministro Pentastellato alla maggioranza dei governatori leghisti. E ancora, sempre stando ai retroscena romani, in questa bilancia tra il dare e avere, l'autonomia si intreccia sul caso Taranto, con la Lega pronta a sostenere il piano Di Maio, sempre più in difficoltà con gli ultimi sviluppi del decreto crescita. Tutti argomenti che tenderebbero ad eliminare i freni alle ruote del treno autonomista, voluto principalmente dai veneti e che ora aspettano solamente la firma. Grande lavoro e soprattutto il fatto che il provvedimento venga firmato e mandato in Parlamento sia un segno di grande rispetto nei confronti dei veneti, in particolar modo di tutti coloro che sono andati a votare il 22 ottobre 2017 per il referendum per l'autonomia del Veneto. Ora c'è da aspettarsi un percorso in discesa per questo cambio epocale dell'Italia? Per i parlamentari che abbiamo interpellato non ancora, ma del resto ci dicono: voi siete per lo più di montagna e le scalate, magari irti di difficoltà, non vi spaventano. Intanto incontro positivo questa mattina a Roma tra il governatore Zaia e il ministro Toninelli, che si rivedranno la settimana prossima con una rosa di nomi, tra cui scegliere il nome del commissario straordinario per il Mose, ma al momento sembra non esserci nessuna novità sul fronte grandi navi. L'incontro ufficialmente era stato convocato sul Mose e solo di Mose nelle note ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si parla. Chi si aspettava dal vertice romano tra il ministro Toninelli e il presidente Zaia anche qualcosa sulle grandi navi a Venezia dovrà attendere. Zaia e Toninelli si sono incontrati al termine di settimane di polemiche e tensioni che accompagnano il dibattito sul futuro della croceristica in laguna dopo il disastro sfiorato il 2 giugno al canale della Giudecca.
Il Mose non è comunque un argomento da poco, ma si opera dalla storia a dir poco travagliata, non ancora terminata e la cui posa della prima pietra si perde nel lontano 2003. E in questo ambito il Ministero ha definito positivo il primo incontro per la designazione del commissario straordinario che dovrà occuparsi del suo completamento. Toninelli e Zaia si rivedranno la settimana prossima con una rosa ristretta di nomi che entrambi contribuiranno a comporre, a partire dalla quale verrà poi selezionata la figura prescelta. Così come a giorni sarà insediato un tavolo con il Dicastero di Portapia, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione per la scrittura del decreto che condurrà alla designazione del commissario. È estremamente probabile che, come peraltro aveva ipotizzato prima dell'incontro lo stesso Zaia, la questione grandi navi sia stata perlomeno accennata, ma qui le posizioni tra Ministero, Regione e Comune di Venezia appaiono meno vicine ad un accordo, divise tra le ipotesi di deviazione a Chioggia o a Marghera, posizioni che meriteranno più di un confronto prima di arrivare ad una sintesi in un ambito in cui l'accordo è solo sul punto di partenza, basta passaggi a San Marco e alla Giudecca. Ci spostiamo adesso a Cortina perché lunedì in Svizzera ci sarà il verdetto finale sull'assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 ed è già grande la trepidazione ma anche la concretezza tipica della gente di montagna, come ci ha confermato il sindaco Ghedina. Da buoni montanari siamo abituati a muoverci a piccoli passi e senza dar nulla per scontato, quindi mancano pochi metri alla vetta e quindi siamo consapevoli del grande lavoro, ma siamo ancora consapevoli che la vittoria non l'abbiamo portata a casa. Mancano 4 giorni al verdetto definitivo per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 e nonostante i segnali incoraggianti, per primo è il sindaco di Cortina a richiamare alla concretezza. Il 24 infatti in Svizzera, a Losanna, il Comitato Olimpico Internazionale deciderà se Milano-Cortina o Stoccolma-Are. E già qui un piccolo segnale a favore dell'Italia arriva dalla richiesta di chiarimenti agli svedesi, con la capitale che, pur garantendo quanto richiesto, ha deciso di non firmare il contratto come città ospitante. E questo alimenta l'ottimismo tra le Dolomiti, che tra l'altro mercoledì festeggiano i 10 anni dall'inserimento nella lista dei patrimoni UNESCO. Ambiente tutelato quindi in sintonia con un progetto presentato per le Olimpiadi 2026. Mettere al centro la sostenibilità, l'ambiente, a cui ovviamente è la prima nostra ricchezza. Ecco il fatto che il nostro progetto, il progetto spalmato su più realtà, è un progetto assolutamente sostenibile, low cost e soprattutto che guarda alle infrastrutture già esistenti. E questa è stata un po' la premessa, ma è stata probabilmente una delle mosse, diciamo, che ci auguriamo vincenti. Un evento sportivo mondiale dal notevole risvolto economico. Il Comitato Olimpico metterà a disposizione circa 1 miliardo di euro per quanto riguarda le Olimpiadi del 2026, quindi risorse importanti. Ci saranno grossi investimenti anche da parte dei privati e soprattutto delle ricadute che a noi interessano per quanto riguarda le infrastrutture e opportunità, direi un po' per i vari operatori economici, di poter reinvestire nelle proprie aziende e un rilancio complessivo in particolare della montagna, ma direi sicuramente delle realtà delle due regioni che partecipano. Milano-Cortina vuol dire Lombardia e Veneto, ma anche Trentino che sta supportando la candidatura. Un pezzo d'Italia quindi che corre per un evento che porterà benefici a tutta la nazione. Lunedì a Losanna, con la delegazione che conta 66 medaglie d'oro come testimonial e guidata dal sindaco, ci sarà anche il Premier Conte, mentre la Perla delle Dolomiti attenderà davanti ai grandi schermi la decisione. Faremo una serie di iniziative e anche dirette con Losanna sotto il campanile, quindi nella piazza Angelo di Bona. Un pomeriggio di grandi emozioni che Media Nord-Est seguirà con collegamenti e servizi per descrivervi in diretta le emozioni della candidatura a Milano-Cortina 2026. Lasciamo per un attimo il Veneto, ci spostiamo in Friuli, Venezia, Giulia per la devastante esplosione di questa notte a Gorizia. Una palazzina è completamente crollata, 3 le vittime, tra cui una donna veneziana.
L'esplosione, i pompieri intenti a scavare per ore tra le macerie per trovare i corpi, la palazzina crollata, 3 il numero delle vittime estratte in quasi 9 ore di ricerca da parte di 8 squadre di vigili del fuoco impegnate sul posto. Bilancio pesantissimo quello che si è registrato oggi a Gorizia, in viale 20 settembre, dopo che una palazzina è stata letteralmente spazzata via da un'esplosione, forse causata da una massiccia fuga di gas. Vittime del terrificante boato Sabina Trapani, 43enne, veneta di Sandona di Piave, il compagno Mija Ursic, 45enne, sloveno, trovati sotto le macerie, ancora assieme nel letto. E poi c'è Fabrizio Facchettin, 50 anni, disabile. Sono circa le 13:45 e anche il terzo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, quello del 50enne disabile. Quindi dopo il crollo della palazzina, dopo tutto il lavoro di queste 8 ore effettuato dai vigili del fuoco di Gorizia, di Trieste e di Udine, si chiudono le speranze anche per Fabrizio Facchettin. Abbiamo una trentina di uomini, abbiamo 3 squadre da Gorizia, abbiamo una squadra di rinforzo da Trieste, poi abbiamo il movimento terra da Udine e abbiamo anche i cinofili. Calcolate che c'erano 3 solai uno sopra l'altro che sono crollati e si sono schiacciati uno sopra l'altro. Torniamo in Veneto, andiamo a Padova con la sentenza nei confronti dei genitori di Eleonora Bottaro, la minorenne morta di leucemia 3 anni fa dopo aver rifiutato la chemio. Rita e Lino Bottaro sono stati condannati a 2 anni per l'accusa avrebbero manipolato la figlia. Il Tribunale di Padova ha condannato a 2 anni ciascuno Lina e Rita Bottaro, genitori di Eleonora, la 17enne di Bagnoli di Sopra, che tra il 2015 e il 2016 si ammalò di una grave forma di leucemia e decise di non curarsi con la chemioterapia. La ragazza infatti aveva accolto in pieno le tesi dei genitori che sposavano il metodo Hammer, trattando la malattia solo con vitamine e cortisone, morendo così in breve tempo nell'agosto del 2016. Poco prima della sentenza la procuratrice aggiunta di Padova, Valeria Sanzeri, al termine di 2 ore di requisitoria, aveva chiesto 2 anni di pena per Lino e Rita Bottaro, una richiesta accolta appieno dal giudice. I genitori infatti sono accusati di omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento, perché secondo il giudice, che ha ascoltato durante il processo numerosi pareri medici, la figlia Eleonora avrebbe avuto buone chance di sopravvivere se avesse fatto la chemioterapia come le consigliavano gli specialisti, ma decise invece di non curarsi con i metodi tradizionali. Secondo la procura, inoltre, i genitori hanno costantemente impedito alla ragazza di essere liberamente informata e di fare le proprie scelte in maniera consapevole e libera. Eleonora, ha spiegato la procuratrice in aula, si sentiva nelle mani del padre, il quale decideva ogni terapia, precludendole l'unica che le avrebbe potuto salvare la vita. Fino a pochi giorni prima di morire era convinta di guarire, di compiere i suoi 18 anni, di poter andare in vacanza. La giovane però è deceduta il 29 agosto 2016, 2 settimane dopo il compimento della maggiore età. Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla, rifarei tutto quello che ho fatto, solo Dio sa quanto ha sofferto mia figlia. Questo l'unico commento di mamma Rita Bottaro al termine dell'udienza, conclusosi con la condanna a 2 anni per entrambi. Pauroso incidente questa mattina in A4 allo svincolo con la Valdastico, nella carambola tra 4 tir ha perso la vita un autotrasportatore. Altro giorno, altro incidente in A4, dove stavolta ha perso la vita un trasportatore. Lo schianto si è verificato poco prima delle 10 fra i caselli di Grisignano e Vicenza Est, all'altezza dell'interconnessione con la Valdastico. La dinamica è ancora in via di definizione, come pure eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei mezzi coinvolti. Per cause ancora da stabilire, infatti, un maxi tamponamento ha coinvolto 4 autotreni che viaggiavano in direzione di Milano. Nello scontro uno dei trasportatori è morto. Sul posto sono accorsi i sanitari del SUEM che si sono occupati delle altre persone rimaste coinvolte nel tamponamento. Per queste ultime solo qualche botta e tanta paura. Sulla A4 si sono subito create lunghe colonne di auto e camion, smaltite immediatamente dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la conclusione delle operazioni di soccorso ai feriti. La difficile situazione della viabilità, complicata sulla corsia opposta dall'effetto elastico, è stata gestita dalla Polstrada di Padova.
Una lite familiare nel Padovano, una donna viene aggredita dal figlio che poi tenta di incendiare la casa. Prima ha aggredito la madre afferrandola per il collo, poi l'ha sbattuta contro il muro e infine ha tentato di dare fuoco all'abitazione cospargendola di benzina. Una lite familiare che poteva avere conseguenze ben peggiori, quella avvenuta a San Giorgio delle Pertiche martedì sera. Un 38enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni gravi e danneggiamento a seguito dell'incendio. L'uomo, rientrato dall'estero per un lutto familiare, ha litigato ferocemente con la madre. I motivi della lite al momento sono sconosciuti, ma il diverbio è degenerato in violenza. Le urla della donna sono state udite da un vicino di casa che ha chiamato i carabinieri, poi ha tentato di bloccare il ragazzo ma è stato a sua volta preso a pugni. I militari giunti sul posto hanno chiamato i soccorsi per curare la mamma in stato di shock e il vicino di casa. Il 38enne, in evidente stato di alterazione, era imbottito di sostanze stupefacenti e alcol. Andiamo adesso a Susegana, in provincia di Treviso, perché si sta preparando alla cerimonia di domani mattina alle 11 per la riapertura del ponte della Priula, taglio del nastro in grande stile, alla presenza del governatore Zaia, atteso anche l'arrivo del ministro Toninelli. Non ci sono state problematiche di rilievo, tranne nel periodo di novembre quando c'è stata l'alluvione, insomma. Se non ci fosse stato il maltempo, il ponte della Priula sarebbe già riaperto, ma comunque a distanza dal maggio 2018 è pur sempre un bel risultato ridarlo ai cittadini in poco più di un anno, completamente ristrutturato e con qualcosa in più, pur mantenendone storicamente inalterata l'architettura, da quando nel 1919 è stato ricostruito dopo le devastazioni della Grande Guerra. Adesso abbiamo un ponte, chiamiamolo della vittoria, un ponte che è della vittoria perché è il simbolo della vittoria della Prima Guerra Mondiale e anche il simbolo della vittoria rispetto a tante inesattezze. Lungo 430 metri, si regge su 20 arcate sostenute da 21 pile. L'intervento era divenuto improrogabile per l'erosione dell'alveo del fiume proprio alla base delle pile stesse. Un intervento, l'investimento da circa 9,3 milioni di euro, di cui 1,3 per la realizzazione della viabilità alternativa, ovvero il ponte Bailey, tra l'altro spazzato via proprio dall'alluvione del novembre scorso. Un'esperienza che non può non far riflettere guardando le arcate rinnovate, ma contemporaneamente ad un alveo del Piave che ha urgentemente bisogno di pulizia e manutenzione. Una pulizia più efficace dell'alveo penso che rientri in quello che il Genio andrà a fare nei prossimi mesi. Intanto dalle 11 la cerimonia ufficiale di riapertura alla presenza del governatore Zaia con il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli che ha confermato il suo arrivo, a dimostrare quanta attenzione ci sia anche da Roma per una delle opere strategiche della viabilità trevigiana e veneta. Soddisfazione da parte del sindaco Scarpa che ora guarda ad altri nodi della sua viabilità. Chiaramente la Pontebana e l'attraversamento della stessa all'interno di centro paese. Se fosse possibile pensare una viabilità alternativa a valle libererebbe il centro paese del traffico. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare del richiedente asilo iscritto all'anagrafe di Padova. Abbiamo cercato di capire un po' meglio di chi si tratta, chi è, attraverso la cooperativa che sta seguendo il suo percorso di integrazione. Ma intanto sentite anche cosa dice il sindaco di Padova Giordani. Ma potrebbe dare l'anagrafe, cioè scrivere all'anagrafe altri migranti? Ce lo chiedono, ma penso sia un pochissimo. Sarà su una mano, forse oggi, posso sarà un altro a fine mese. Un altro richiedente asilo potrebbe essere iscritto entro fine mese all'anagrafe di Padova. Sergio Giordani non si definisce disobbediente politico, bensì obbediente alla legge. Il caso del migrante residente a Padova ha agitato le acque della politica non solo locale. Dal canto suo il ragazzo non si rende conto di essere diventato un caso mediatico. Nel giorno in cui esplodeva la bufera politica, lui era solamente felice di aver superato gli esami di terza media. Ce lo ha raccontato Elisabetta Vergani, una delle responsabili della cooperativa Orizzonti che segue il suo percorso. È un ragazzo proveniente dalla Costa d'Avorio, è scappato dal suo paese qualche anno fa per motivi personali e politici che mettevano a repentaglio la sua vita.
ha avuto un percorso, diciamo, di migrazione e di fuga in Africa e poi è arrivato in Italia nel 2016. Prima un lungo periodo nel lab di Bagnoli di Sopra, la volontà di integrarsi partecipando a corsi di italiano e a progetti di lavoro. Ha fatto il facchino per qualche tempo, poi l'arrivo a Padova quando l'ex base è stata chiusa e il nuovo impiego in un hotel di lusso a Venezia. Questo documento, che oltre ad avere un valore simbolico di riconoscimento di far parte di una comunità ed essere uno strumento per il comune anche di conoscenza di chi abita nella propria città, dove, come, cosa fa, da dove viene, per i ragazzi richiedenti asilo è un documento fondamentale anche per accedere a tutta una serie di servizi che sono importanti quando uno è integrato. Un percorso esemplare di integrazione, dicono dalla cooperativa. Non è una cosa che deve spaventare, fatto lui a Riva Lorda, la maggior parte ce l'ha già perché era un diritto che è stato correttamente, questo a detta degli giuristi, riconosciuto fino a ottobre dell'anno scorso. C'è stato questo periodo di sospensione, però veramente parliamo di poche decine di persone in tutta la provincia di Padova. A Mestre adesso, dove oggi è stata inaugurata una nuova struttura ricettiva e quasi in contemporanea 200 cittadini hanno sfilato per le vie di Mestre contro quella che definiscono una invasione di alberghi. Primo appuntamento per comitati e manifestanti ai giardinetti di Via Piave. È un monopoli della speculazione, l'accusa, il gioco che sta conducendo il grande mattatore, il sindaco Luigi Brugnaro. Taglio del nastro in Via Camarcello, ma la macchina di nuovi alberghi non si ferma. A dire no sono in 200 che da Via Piave partono in corteo nella serata di mercoledì. Che la città, i cittadini, l'abitare vengono prima delle speculazioni edilizie, che la monocultura del turismo non può portare nessun tipo di ricchezza. Questa città non è un albergo, scrivono i manifestanti, 200 persone, a grandi lettere sullo striscione che inaugura il corteo che attraversa luoghi simbolo. Siamo stufi di cemento, siamo stufi di alberghi, siamo stufi di centri commerciali. La città deve vivere i propri spazi e deve essere offerta alla città perché i cittadini non sono in vendita. Con tutti questi alberghi gli affitti cominceranno ad aumentare e come i cittadini di Venezia anche i mestrini cominciano a capire che dovranno andare via dai luoghi dove vivono. Noi non siamo in vendita, vogliamo che i nostri spazi ritornino alla nostra città. Tappa finale il complesso di Via Camarcello, pronto per l'inaugurazione ufficiale. Mestre, sembra che Mestre sia l'unica sua possibilità, sia colate di cemento, nuovi ostelli, nuovi hotel, portare migliaia di turisti che poi di fatto non andranno a vedere Piazza Ferretto, la zona industriale, ma si riverseranno sul centro storico, congestionandolo definitivamente, e questa è una battaglia che non possiamo perdere. Nessuna intenzione di mollare la presa, un braccio di ferro destinato a continuare. Due carabinieri si gettano nelle acque del Piave a Pederobba, in provincia di Treviso, e salvano due ragazzine e un anziano. Sono degli eroi, vanno premiati, racconta ancora emozionata la donna che ha vissuto quell'incubo. Un pomeriggio lungo le rive del Piave per combattere il caldo di questi giorni. Doveva essere l'occasione per trascorrere qualche ora in allegria, tra giochi, riposo e bagni, ma si è trasformato in un incubo. Uno dei ragazzini del gruppo di amici, un 13enne, decide di andare a fare il bagno. In quel momento le acque del fiume sono basse e tranquille, ma all'improvviso il livello si alza, la corrente diventa più violenta e il bambino viene trascinato via. La mamma non ci pensa su due volte e si getta in acqua. Nel frattempo il figlio, sospinto dall'acqua, riesce ad uscire e a mettersi in salvo, ma nello stesso momento altre due ragazzine, controllando la situazione, cadono in acqua. Sono stati presi anche loro dall'acqua, una si è incastrata con la mano tra i sassi, sono tornata indietro, per fortuna ho visto la mano e l'ho staccata, l'ho lasciata scivolare perché non potevi trascinarla, la potenza dell'acqua era talmente grande. Intanto un anziano di fronte alla scena getta un asciugamano nell'acqua per fare in modo che Marinella vi si aggrappi, ma anche lui cade. Ma è stato, guarda, non so come vivere quel momento, la vedere tante persone che possono morire, è stato veramente un incubo. La situazione è drammatica, ma sul posto arrivano due carabinieri. Due angeli, veramente due eroi, che non hanno guardato nemmeno,
come spiegarmi, non hanno pensato un attimo a loro stessi, si sono buttati in acqua che era sempre più alta a salvare questa bambina e in seguito l'anziano. Non so come hanno fatto a uscire fuori perché veramente scenate da incubo. Vanno premiati questi ragazzi, sono veramente dei eroi. È difficile fare una roba che loro hanno fatto, è difficile, veramente difficile. A quest'ora potevamo essere morti tutti. Marinella vorrebbe incontrare quelli che lei chiama angeli per ringraziarli ancora una volta. Grazie veramente ai carabinieri di Pederoba che ci hanno salvato. Con questa notizia si chiude questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sole e gran caldo nella giornata di venerdì 21 giugno. L'anticiclone africano infuoca le nostre regioni. Sul Veneto sarà ovunque soleggiato e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi, dove non si escludono anche degli acquazzoni a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 26 e 32 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche veloce rovescio, specie sui rilievi durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime comprese invece tra 26 e 29 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori al mattino e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio però sarà possibile qualche occasionale temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime intorno ai 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.